leggero precipitato a Campolongo in cui ha perso la vita l'imprenditore Nicola Baso è stata l'amica che era a bordo con lui a chiamare i soccorsi. Nonostante le ferite, nei prossimi giorni il velivolo sarà esaminato. È sbigottito Stefano Grigoletto, ex assessore comunale a Padova e amico di Nicola Baso. Lo ricorda come una persona attiva, appassionata e soprattutto meticolosa. È entrata in acqua per rinfrescarsi, poi è crollata per un malore. A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita a una turista anziana di origine austriaca morta questa mattina in spiaggia a Jesolo. Sorpassa le auto, inchioda, si ferma, prende a schiaffi gli automobilisti sorpassati nel porto d'Uarese e caccia un uomo dalla pelle olivastra che si muove con una station wagon. A Mestre continua la protesta settimanale in via Palazzo per chiedere le dimissioni del sindaco. L'iniziativa è anche occasione per denunciare ciò che non va nel comune, come ad esempio la sanità. Ultimi preparativi al Lido per la mostra del cinema, da Ortega, Clooney, i Divi in arrivo. Una mostra dai 1000 volti che renderà omaggio anche al film sulla Resistenza girato in città. Davanti a oltre 200.000 spettatori i fuochi d'artificio hanno illuminato la spiaggia di Cavallino. Giunto alla 19ª edizione, Beach on Fire ha rinnovato lo spettacolo pirotecnico entrato nel Guinness mondiale dei primati. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La tragedia di Campolongo in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, perché sarà esaminato nei prossimi giorni il velivolo su cui viaggiava l'imprenditore padovano Nicola Baso, che ieri è morto nello schianto. A lanciare l'allarme la donna che si trovava con lui. Tutti i dettagli nel servizio di apertura di Ilaria Marchiori con Simone Merlo. È stata proprio la signora, dopo la caduta, a riuscire comunque anche con freddezza, direi, a chiamare i primi soccorsi, insomma. Poi ovviamente l'aereo si è visto cadere anche dalle abitazioni comunque vicine, quindi poi insomma c'è stato anche un po', come posso dire, una catena. Nonostante la paura e le ferite a gambe e costato, con le ultime forze è stata proprio la donna 55enne che era con l'imprenditore 60enne Nicola Baso nell'ultraleggero precipitato a Campolongo Maggiore a chiamare i soccorsi, giunti sul posto poco dopo. Per Baso non c'è stato nulla da fare, lei invece è stata trasferita in eliambulanza nell'ospedale di Padova, rimanendo sempre cosciente. Ha anche riferito che prima della caduta Baso avrebbe imprecato ad alta voce che stava accadendo qualcosa. Poi lo schianto. Questo è il punto su cui l'ultraleggero pilotato da Nicola Baso è precipitato, in questo campo di soia dove si vedono ancora le piante pressate a terra a pochi centinaia di metri dalla scuola di volo. Nei prossimi giorni l'ultraleggero, ora posto sotto sequestro, sarà oggetto di un'ispezione da parte di tecnici specializzati che dovranno chiarire i motivi e le modalità dell'incidente. A disposizione della magistratura anche il corpo di Baso, che 3 ore dopo l'incidente è stato rimosso dalla cabina di pilotaggio e portato all'obitorio dell'ospedale padovano di Piove di Sacco. L'imprenditore padovano 60enne viene definito da tutti un pilota esperto con alle spalle migliaia di ore di volo. Ha tentato, insomma, un disperato atterraggio di emergenza, direi anche altruistico, perché ha sfiorato di poche centinaia di metri il centro abitato, insomma, quindi anche atterrato in piena campagna. Quindi credo sia giusto anche sottolineare il fatto della bravura e comunque dell'impegno del pilota. Credo vada riconosciuto anche questo merito alla persona defunta. Naturalmente rivolgiamo a tutti i cari del defunto le nostre condoglianze e auguriamo naturalmente alla persona, alla signora coinvolta e ferita, una pronta guarigione. Quello di domenica è il terzo incidente di volo in quella che ormai viene definita da molti un'area maledetta. Non è la prima volta nel nostro territorio, ma per il fatto, insomma, che da tantissimi anni ospitiamo un campo volo, insomma, nel nostro territorio. Ecco, quindi purtroppo succedono anche questi fatti, sono centinaia, insomma, comunque poi gli aerei, i voli che partono in tutti i weekend dal campo volo, quindi mi sento anche di sottolineare il fatto, ho letto magari che qualcuno dice la zona è maledetta. Diciamo che a livello statistico fortunatamente sono sporadici questi casi, ecco, rispetto alla mole, insomma, di attività che ha il campo volo e che vede appassionati un po', insomma, da tutto il Veneto e anche da altre regioni. Non si esclude il guasto tecnico, ma al vaglio anche l'ipotesi che il velivolo fosse rimasto senza carburante. Sembra infatti che nella giornata di ieri avesse volato a lungo, ma
ma saranno solo i periti a stabilire cosa sia accaduto realmente. E c'è poi il ricordo commosso degli amici di Nicola Baso. L'uomo nel 2022 si era anche candidato consigliere comunale a Padova. Soprattutto un amico, ma la cosa che più... ieri ha avuto la notizia mi ha lasciato incredulo. Sono cose che quando le senti o ti vengono dette resta sempre quell'incredulità e quella meraviglia. Tra l'altro una persona così attenta ai dettagli, minuziosa nel proprio lavoro e minuziosa in tutte le attività sportive e gli hobby che aveva. Sono rimasto veramente basito. È ancora sbigottito Stefano Grigoletto, ex assessore comunale a Padova e amico di Nicola Baso, il sessantenne che ha perso la vita nello schianto del suo ultraleggero in provincia di Venezia. Una persona attiva, appassionata e soprattutto meticolosa. Uomo dalle molte passioni, Baso imprenditore nell'azienda di famiglia a Bovolenta. Generosa, attenta, simpatica, disponibile. Quando faceva una cosa aveva quasi un che del maniacale nel portarla a termine per farla al meglio possibile. Un ottimo amministratore dell'azienda di famiglia, ripeto, ci mancherà. Nicola Baso era stato anche candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni comunali del 2022, come ricorda Elena Cappellini, che di Baso era amica di lunga data. Baso avrebbe compiuto 61 anni. I primi giorni di settembre lascia 2 figli chiusi nel dolore per la perdita del padre, che è stato un faro nella loro vita. Molte le passioni di Nicola Baso, su tutte il volo che praticava da tantissimi anni. È uno dei pochi che aveva avuto anche il brevetto di pilota di linea, non solo un brevetto anche molto complicato e molto come posso dire, dove c'è uno studio a monte non da poco, quindi era più che un pilota esperto. È entrata in acqua restando a meno di 5 metri dalla riva, poi è crollata per un malore. Nonostante i tentativi di salvare la vita a una turista anziana di origine austriaca in vacanza a Jesolo, per la donna non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione è entrata in acqua poco dopo le 11 per cercare un po' di refrigerio e dopo pochi passi si è sentita male. Alla scena hanno assistito altri bagnanti che sono intervenuti portando la riva e dando l'allarme al pronto intervento dei bagnini di Jesolo, di Jesolo Turismo, cui si è aggiunta un infermiere e successivamente gli operatori della SUEM 118. Le manovre di rianimazione sono proseguite per diversi minuti, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la guardia costiera, così dunque questa mattina a Jesolo. Ed è caccia invece nel porto gruarese l'uomo che prende a schiaffi gli automobilisti, proprio così, sorpassa le auto, inchioda, si ferma e parte con le sberle. 3 episodi simili sono accaduti in 3 comuni diversi, ma sempre lungo la provinciale 42 Triestina Bassa. In un caso l'uomo avrebbe anche portato via una somma in denaro come presunto risarcimento. Gli episodi sono accaduti nella zona di Torresella, nel comune di Portogruaro, a Marango, in territorio di Concordia Sagittaria, e poco prima della zona degli Stalloni, sulla curva che ricade in comune di San Stino di Livenza. Si cerca una persona dalla pelle olivastra che guida al volante una station wagon di colore scuro, quindi una station wagon di colore scuro. Le persone che si sentono truffate o sono state schiaffeggiate, prese a sberle, rapinate, sono invitate a presentare denuncia. Si indaga per rapina e per lesioni, così dunque nel Veneto orientale. Mentre a Mestre, e voltiamo pagina, continua la protesta settimanale in via Palazzo per chiedere le dimissioni del sindaco, ma ci racconta tutto Filippo Fois.
La prima volta erano un paio di decine di persone, ma col trascorrere delle settimane stanno crescendo le persone e le associazioni che ogni sabato mattina aderiscono all'appuntamento davanti al municipio di Mestre per chiedere dimissioni di sindaco e giunta. L'iniziativa è nata dopo l'indagine della Procura di Venezia, ma la sua funzione si sta allargando a cassa di risonanza per chiunque voglia denunciare un problema. La sanità funziona male in tutta Italia e anche nel Veneto, nonostante si tendi a diffondere l'idea che tutto va bene, uno basta che frequenti gli ospedali e si rende conto che non funziona bene. Non per niente ci sono quelli che propongono una quarta riforma sanitaria per rimettere in ordine il diritto alla salute che hanno i cittadini. Questa volta, ad esempio, in via Palazzo sono arrivati anche dei residenti del Lido. L'ospedale al mare, fondato nell'800, è diventato un'eccellenza internazionale per le cure climatiche, raggiungendo il picco di 1400 posti letto negli anni 50, non c'è più da tempo e la sanità nelle isole della laguna di Venezia è al centro del dibattito. Per arrivare all'ospedale abbiamo i mezzi acqui, abbiamo quelli normali della CTV che sono ogni 20 minuti invece che ogni 10 minuti ed è la cosa più assurda di sto mondo, perché per noi il primo punto da raggiungere non è Piazza San Marco, è l'ospedale. Guarda caso, siamo anche piuttosto anziani, piuttosto acciaccati, però per noi che non abbiamo più questo bellissimo ospedale abbiamo bisogno di raggiungere il più vicino, che è un buon ospedale, il nostro ospedale. Tra Lido e Pellestrina vivono circa 20.000 persone che in determinati periodi, come adesso durante la mostra del cinema, raddoppiano. Una piccola città. Ma i problemi ci sono anche quando finisce la bella stagione. Quando in inverno, in cattiva stagione, c'è il vento di bolla, i motoscafi non fanno il giro per la laguna, non fanno il periplo dell'Arsenale per andare in ospedale. Allora si aggrava col cattivo tempo, o per nebbia o per la laguna troppo mossa dalla bolla, bisogna prendere i vaporini normali. Ritorniamo alla cronaca. Un bimbo di 2 anni ha rischiato la vita dopo aver ingerito un pezzetto di wurstel che gli ha occluso le vie aeree in modo molto grave. È successo domenica sera verso le 21:30 a Mussetta di San Donà di Piave. La famiglia stava cenando quando il piccolo ha cambiato improvvisamente colorito, faticando a respirare. I genitori hanno subito dato l'allarme sul posto. L'elicottero del SUEM 118 di Treviso intervenuto con l'autoambulanza del 118. Il bimbo è stato elitrasportato al reparto pediatrico di Padova dopo che i sanitari lo hanno stabilizzato e ora possiamo dire che è fuori pericolo. Così dunque a Mussetta di San Donà di Piave. I temi della viabilità, quanto ce ne siamo occupati in questi giorni di esodo e controesodo. Nello specifico i lavori per l'ampliamento del casello autostradale di Noventa di Piave dovrebbero contribuire a rendere più scorrevole la viabilità in una zona che d'estate, proprio in questo periodo, può diventare molto critica. Intanto l'outlet ha comunicato la propria disponibilità a modifiche della viabilità e miglioramenti infrastrutturali. Sono pochi i momenti in cui si arreca disagio alla viabilità ordinaria. Non dimentichiamoci che gli arrivi al casello di Noventa sono circa 11 milioni. Noi rappresentiamo il 13%, per cui c'è anche tutta la parte di traffico ordinario, di traffico delle spiagge, di traffico delle zone industriali che fortunatamente lavorano in maniera molto profittevole, e quindi noi ci uniamo a quello che è già uno stato delle cose particolarmente delicato. È una tratta stradale delicata, quella che a Noventa di Piave immette in uno dei centri commerciali tra i più frequentati del territorio, soprattutto quando d'estate al traffico normale si somma anche quello intenso dei vacanzieri. Ma dall'outlet tendono a ridimensionare il problema, sottolineando la propria disponibilità e il proprio impegno su questo fronte. Noi mettiamo a disposizione parcheggi in zona industriale, proprio grazie anche alla collaborazione con il Comune, e un servizio navetta che fa il trasporto regolare su tutto l'arco della giornata. Abbiamo quest'anno operato un piccolo cambiamento infrastrutturale nell'area che dà accesso alla zona di via Calnova per consentire il deflusso non sulla rotatoria principale ma sulla zona verso Cessalto, che poi abilita, come dire, al raggiungimento dell'autostrada Cessalto o a quella di Meolo, proprio per consentire un maggiore deflusso. Molto frequentata anche da turisti stranieri, questa attività conta su 1.500 dipendenti che con l'indotto diventano circa 2.500. Per questo l'opinione qui è che per il territorio i vantaggi siano superiori agli svantaggi. A giugno il Comune di Noventa di Piave per arrivi
vivi è il 21esimo comune all'interno della regione Veneto, cioè di 560 comuni e 200 sono più grandi di noi ci posizioniamo veramente nella top 20 tra i paesi più visitati. Abbiamo tante strutture ricettive che lavorano a servizio anche del nostro centro. Quasi tutta la ricchezza prodotta all'interno del centro dei 90 nella filiera produttiva ex ante e post rimane in regione, per cui insomma questo è un dato davvero brillante. Mostra del cinema, manca davvero poco, ci siamo. 21 film nel concorso principale di Venezia 81, tra cui anche 5 titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro, il premio più ambito, 83 film che fanno parte della selezione ufficiale e poi 5 serie TV e 17 cortometraggi. Sono alcuni dei numeri più significativi dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La cittadella è ancora un cantiere in alto mare, ma mercoledì sera, per magia o per incanto, funziona sempre tutto quanto, è il detto benaugurante di Luca Prader, oltre 40 mostre del cinema alle spalle. Chi conosce a memoria il rito dei preparativi è la famiglia Saonel, custode del Palazzo del Cinema. Monitoriamo lo stato dei palazzi che dal 2001 sono diventati 2, prima era il Palazzo del Cinema, adesso sono anche il Palazzo del Casino. Quindi un po' monitoriamo i problemi che vengono a presentare queste 2 strutture che sono abbastanza vecchie, una del 37 e l'altra del 38. Domani sera ci sarà già la preapertura con l'Oro di Napoli, anche con la possibile presenza in sala del Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano. Essere guardiani del palazzo è un'arte che Roberto ha ricevuto dal papà e trasmesso a sua volta ai propri figli, Giulio e Luca. Ci siamo nati comunque qua dentro, quindi è una cosa che viene comunque dalla famiglia, quindi è una cosa che viene dalla famiglia. È importante, si porta avanti, è una tradizione, si sta bene qua durante l'anno, lavoriamo e il cinema mi è sempre piaciuto, è una bella occasione anche per conoscere tante persone, per avere un confronto con tante persone internazionali. Voi abitate proprio qui dentro Palazzo? Sì. Quindi in questi giorni avete bisogno del pass per andare a casa? Assolutamente Più sì. che altro per uscire di casa. E poi abbiamo anche avuto nella storia e adesso delle donne dietro, mia mamma e la loro mamma, che ci supportano. Ciao Alberto. Ciao Alberto, ti aspetto per l'abbraccio iniziale dopodomani. Solo dopo questo abbraccio, Venezia 81 potrà finalmente avere inizio. E ci sarà anche un film davvero speciale. In occasione del centenario della nascita del regista e sceneggiatore veronese Gianfranco De Bosio, nella giornata che accompagnerà l'apertura dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia al Lido, mercoledì alle ore 19 al Cinema Astra in via Corfù ci sarà la proiezione del film Il Terrorista, interamente girato a Venezia. La proiezione sarà gratuita e aperta al pubblico, a tutti, come spiega il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, co-curatore del volume, insieme a Maria Ida Biggi, quest'ultima presidente del comitato per il centenario del grande regista. Regista teatrale ma anche lirico e anche cinematografico, abbiamo ristampato in una totale nuova veste, assieme a Maria Ida Biggi, il volume che nel 1963 Neri Pozza aveva stampato con la sceneggiatura un intervento di Ferruccio Parri, eccetera, aggiungendo poi la proiezione del film Il Terrorista, che è un film che è stato restaurato dalla LIR, in particolare da Patrizia Bersanti, un restauro magnifico ed è l'occasione per i veneziani per rivedere un film straordinario. Davvero straordinario, prima di tutto perché è tutto girato a Venezia, siamo nel 1944 ed è forse, almeno dal mio punto di vista, il film più importante, più denso sulla Resistenza. Un film tutto da riscoprire. Il film si avvale nella straordinaria interpretazione di Gian Maria Volonté, di Annunca Aimè, di Neri Pozza, di Bosetti,
E c'è anche una piccolissima parte di Raffaella Carrà, ancora giovanissima, fa un piccolo, modestissimo ruolo molto breve. A Cavaglino ora per uno spettacolo da Guinness. Davanti ad almeno 250.000 spettatori di varie nazionalità, i fuochi d'artificio illuminano 12 km di spiaggia a Cavallino Treporti. Giunto alla 19ª edizione, Beach on Fire, letteralmente spiaggia a fuoco, ha rinnovato lo spettacolo pirotecnico che nel 2016 è entrato nel Guinness dei primati come il più lungo al mondo. Un appuntamento talmente atteso che molti turisti prenotano le proprie ferie in concomitanza con questo evento. È l'occasione per le famiglie di incontrarsi, sia per i residenti sia per i nostri ospiti, e quindi dal punto di vista anche del sociale, della possibilità di stare assieme, è veramente un grande risultato. Uno spettacolo da Guinness che ha alle spalle una preparazione meticolosa. Abbiamo coinvolto la Regione Veneto, Città Metropolitana, proprio aprendo il COC, Centro Operativo Comunale, per poter avere anche un dispiegamento di forze adeguate e poter avere tutti questi volontari di protezione civile che vengono qui anche da fuori regione per prestare la propria assistenza e contribuire al buon esito di un evento unico nel suo genere. Una volta la fine di agosto avrebbe anche segnato il termine o quasi della stagione balneare. Oggi invece rappresenta un passaggio verso un'altra fase turistica che almeno per le prossime 4 settimane vedrà ancora moltissime persone e strutture ricettive quasi al tutto esaurito. Siamo molto ottimisti nel pensare che almeno per le prossime 3 o 4 settimane la stagione vedrà moltissime presenze quasi sold out in tutte le strutture ricettive, e quindi speriamo di chiudere la stagione anche con un segno positivo rispetto a già quella dei record dello scorso anno. Da Venezia è davvero tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.